sulla Conegliano Belluno, il primo di 7 convogli nuovi. Beh, è una grande sfida, una giornata storica per noi, è l'occasione per ricordare che abbiamo questi 7 nuovi treni, quasi 29 milioni di euro, anzi di più di 29 milioni di euro, 161 posti a sedere e vanno nella direzione di quell'impegno che ci siamo presi, è un impegno che abbiamo voluto volentieri nei confronti della provincia di Belluno, visto e considerato che questo non è un punto di arrivo ma per noi è un punto di partenza. L'altro aspetto sarà l'elettrificazione fino a Calalzo e poi il treno dei Dolomiti, Calalzo-Cortina e Cortina-Dobbiaco. È una partita che vogliamo condividere con il governo, ho già parlato del ministro Del Rio, è una partita che è finanziabile, è una partita che non è impossibile. Questo per noi significa togliere da quel cul-de-sac le nostre Dolomiti, rivalorizzare il territorio e vendere questa suggestione al turista del treno Venezia-Cortina. Lei ha già detto che lei vivrà gli eventi cortinesi del 2021 non come un semplice dato di Cortina ma come un dato di tutto il bellunese. Beh, sì, i mondiali di sci del 2021 sono mondiali delle Dolomiti, dei comprensori sciistici del Veneto. Cortina è la perla delle Dolomiti, Cortina è il biglietto da visita, Cortina sarà la sede dei mondiali, però è altrettanto vero che i mondiali, l'immagine dei mondiali, l'appeal dei mondiali e quel marketing che ci facciamo e il ritorno che dovremmo avere sarà su ricaduta su tutto l'arco dei nostri comprensori sciistici, perché altrimenti non avrebbe senso. Noi dobbiamo sdoganare nuovamente quello che è accaduto nel 1956 con le Olimpiadi invernali, farlo adesso con il 2021 con i mondiali di sci di Cortina. E questa è una partita non solo veneta ma che impegnerà tutto il governo perché ne va dell'immagine nazionale. Cosa chiede al governo? Beh, il governo per le interlocuzioni che ho avuto io è al nostro fianco, bisogna lavorare a testa bassa, credere fino in fondo, abbiamo dimostrato di aver creduto nella partita dell'Expo e sento che si parla di Olimpiadi a Roma e voglio che la stessa voglia di fare la voglio vedere sulle Dolomiti, perché per noi è vincere una sfida oppure celebrare il funerale dei nostri comprensori sciistici.